terminata con il risultato di 5-3 la seconda giornata del Palermo Futsal Club in questo campionato di Serie D, vittoria contro il Futsal Emiri. Siamo qui con il mister Natale Gentile, le chiediamo subito un giudizio sulla prestazione. Allora, la prestazione oggi, essendo che era una partita fuori classifica, ho avuto modo di vedere quelli che nelle precedenti partite avevano giocato poco. Mi servivano delle indicazioni proprio da questi giocatori e devo dire che sono stato, diciamo, abbastanza contento. Sicuramente ci sono delle cose che si devono migliorare, però alla fine, diciamo, la partita si è vinta in maniera, diciamo, abbastanza tranquilla, quindi devo essere per forza soddisfatto. La gara è stata sbloccata dopo soltanto 30 secondi da Alessio Leto. Le chiedo quanto è importante sbloccare la gara dopo veramente pochissimo, la prima occasione, e se ha influito dal punto di vista psicologico, forse con un pizzico di rilassatezza. Allora, dipende dalle partite, perché sicuramente in una partita magari che so, una finale promozione, partire da 1-0 conviene a tutti. In questa partita forse poi ci ha messo in 10 minuti di stand by, un attimino in pausa, che onestamente si sarebbe potuto fare meglio, quindi pro e contro. Oggi in rete Vincenzo Citarda, le chiedo quanto può metterla in difficoltà nelle scelte anche per partire dal primo. Allora, io spero che mi metta il più possibile in difficoltà, sia lui sia tutti i pivot che abbiamo in squadra. Poi secondo me non è importante tanto giocare nei primi minuti, ma quanto giocare gli ultimi 10 minuti, perché è là che si decide la partita, quindi lui mi deve mettere in difficoltà, ma per giocare gli ultimi 10 minuti. Adesso invece diamo uno sguardo alla terza giornata, sfida contro l'Atomo Networks, una sfida molto importante anche per i punti, visto che oggi non sono stati in palio questa partita. Come la preparerà in settimana? Allora, io penso che l'Automo sia una di quelle squadre che può tranquillamente ambire a vincere il campionato, quindi la prepareremo con la massima organizzazione e la massima precisione. Adesso abbiamo un mese in cui affrontiamo 4 squadre con cui sicuramente alla fine del campionato ci troveremo là in quella fase playoff, quindi ogni partita 3 punti in palio valgono doppio, quindi ovviamente per noi adesso inizia un mese molto molto importante.